Lo ha incontrato, che cosa le ha detto? Io l'ho incontrato ieri in occasione dell'interrogatorio di garanzia che si è celebrato in carcere a Venezia. Abbiamo parlato, io non lo conoscevo prima, quindi abbiamo avuto modo così di conoscerci e di affrontare un po' le prime fasi del procedimento. Più che altro gli ho spiegato un po' quelle che sono le sequenze che caratterizzeranno questi primi giorni. Ecco, è stato collaborativo, ha risposto alle domande? Allora ha deciso di sottoporsi all'interrogatorio, quindi ha risposto alle domande delle parti, sia del giudice che il pubblico ministero, rappresenta il dottor Del Turco per la Procura di Venezia, che alle mie. Una cosa che le ha detto Riccardo. L'unica cosa che posso dire, perché ovviamente è stata un'indicazione che è emersa nel corso dell'interrogatorio, che la finalità di questo incontro non era ovviamente quella di cagionare la morte di alcuno. Come lo ha trovato? E l'ho trovato scosso, ovviamente ci vorranno dei giorni perché capisca un po' cosa è successo, si stanno esplorando varie situazioni che afferiscono alle sue condizioni soggettive, alle sue fragilità. Sembra che manchi la sua arma di ordinanza e la radio. Le è stato detto, si sa qualcosa di dove lui possa averla messa? Ecco, su questo preferisco non rispondere, l'unica, anche perché c'è un'indagine in corso ed è giusto tutelare l'attività che la Procura e i Carabinieri del nucleo provinciale stanno espletando. L'unica cosa che posso dire è che quando lui è stato arrestato ovviamente non aveva con sé nessun'arma da fuoco. Sul movente si parla di droga, si parla di una donna. Lei si è fatta un'idea di cosa può essere accaduto? Posso solo dire che alcune cose che ho letto sulla stampa non corrispondono a ciò che emerge al momento agli atti di indagine. Ci sono dei complici comunque? Non lo so, valuterà il pubblico ministero. Evidentemente ci sono degli elementi oggettivi, documentali, che sono stati valorizzati, che possono deporre per il fatto che il signor Salvagno non fosse da solo. Un'ultima cosa, lui ora si trova in carcere, chiederà qualcosa di differente rispetto al carcere? Per il momento penso di escludere un ricorso al Tribunale del riesame.